Simonetta Rubinato sì, Laura Puppato forse. Il PD trevigiano per ora si affida a 2 donne per le primarie di partito per il Parlamento annunciate da Bersani per il 29 e 30 dicembre. La Puppato deve incontrare al più presto proprio Bersani. Dovrà essere il partito a scegliermi, ci ha detto al telefono. Si voterà su collegi provinciali e l'obiettivo del segretario Roberto Grigoletto è quello di portare in Parlamento molti più trevigiani della sola Simonetta Rubinato. Chi potrà andare a votare? Potranno votare tutti coloro che sono venuti a votare il 25 novembre, quindi la platea è aperta. Sono sia gli iscritti del Partito Democratico, ma anche tutti coloro che sono venuti a votare per Bersani, Renzi e gli altri. Non ci sarà un limite al numero di candidature, ma una quantità minima di firme a sostegno dell'aspirante deputato o senatore sì. Lunedì a Roma ci sarà la direzione nazionale del partito, che si annuncia molto calda soprattutto sul tema della possibilità di candidarsi per più di 3 mandati. Le parlamentarie del PD vengono definite una vittoria dei segretari regionali del Nord. Avevamo detto che se ci fosse rimasto il Porcellum avremmo fatto primarie per i candidati al Parlamento. Abbiamo una sola parola, la manteniamo. Lasciate le primarie anche con questa legge che non consente ai cittadini di scegliere il candidato, il deputato, sia una cosa importante. Restituiamo questa possibilità ai cittadini dato che la legge non lo consente.